Il nemico è il patto di stabilità dal quale liberare una volta per tutte i comuni del Veneto. Lo dirà lunedì alla Camera dei Deputati Maria Rosa Pavanello nella sua prima missione romana da presidente di ANCI Veneto. A 3 giorni dalla elezione a capo dell'Associazione dei Comuni della nostra regione, il sindaco di Mirano sarà a Roma con altri 500 colleghi italiani. Alla presidente Boldrini, ai presidenti di tutte le commissioni di Montecitorio e al sottosegretario Giuliano Del Rio ricorderà che i municipi veneti sono virtuosi, hanno da parte soldi dei cittadini che vorrebbero destinare per esempio all'emergenza idraulica, alla ristrutturazione di scuole e edifici pubblici, ma che non possono spendere. Il patto di stabilità va quindi ripensato. Con modifiche consistenti subito, non dei piccoli contentini come finora abbiamo avuto. Abbiamo bisogno di poter spendere le nostre risorse. Noi vogliamo e abbiamo bisogno che ci siano delle risposte subito. È da anni, sottolinea la Pavanello, che ci sentiamo dire che è vicina la modifica del patto di stabilità, ma non succede mai. Al centro dell'incontro romano di lunedì ci sarà il tema della finanza locale. Il Parlamento deve ascoltare i sindaci, dice, che poi sono la voce dei cittadini. E di un Veneto che per troppi anni non è stato ascoltato. Per il sindaco di Treviso, entrato nel direttivo nazionale dell'ANCI, l'autonomia di spesa da parte dei comuni è fondamentale. Il fatto del superamento del patto di stabilità, di una finanza locale, un'autonomia che vogliono dire cercare di far fronte con maggiore efficienza ai bisogni dei nostri cittadini. Stanco delle continue richieste, ma ottimista è Piero Fassino, presidente nazionale dei comuni italiani. Confida che ad ascoltare lui e la Pavanello ci saranno 2 ex sindaci, il sottosegretario Del Rio e il premier. Matteo Renzi ha fatto il sindaco per anni, è certamente un primo ministro che ha in partenza una sensibilità maggiore perché ha vissuto la nostra esperienza.